Volevo parlare e parlammo. Buonasera, perché è molto tardi, sia a Napoli che nei nostri cuori. Ehm, io non credo che i tifosi abbiano potere decisionale. Partiamo da questo presupposto. Perché in questa giornata io mi sono girato intorno, tenevo parecchie cose da fare, ma ho comunque guardato un po' intorno quello che succedeva. Si parla dei sondaggi, ma non dei sondaggi del Napoli, ma dei sondaggi fatti dal Corriere o fatti da una testata napoletana, quelli che vogliono Allegri, Allegri in vantaggio nei sondaggi. A me non sembra, non risulta, ehm, tastando il polso di una piccola parte, veramente una piccola parte dei tifosi, perché io mi sono fatto una passeggiata a Napoli, mi ha riconosciuto solo una signora, una ragazza, al supermercato. Mi ha detto ti guardiamo sempre, io e mio marito, e io sono molto onorato, ma ho incontrato tanti ragazzi e nessuno mi ha fermato, quindi vuol dire che a me non mi conoscono a Napoli, almeno non mi conoscono tutti. Quindi il mio piccolissimo polso della piccola parte della tifoseria, io lo so, lo avverto, sarà influenzato da una certa analisi, voglia di analisi di calcio. Allegri non lo vogliono, questo piccolo folto non folto, ma per una questione proprio tecnico-tattica, non è questione del personaggio, dell'uomo, di quello che in conferenza quando le cose vanno male ti risponde semplicemente dobbiamo stare solo zitti e lavorare, che negli ultimi anni ha dimostrato di non essersi evoluto per nulla. Io quando faccio così è perché mi arrivano delle notifiche e io le controllo perché magari c'è qualcosa di nuovo. Guagliù, ve lo dico chiaramente, non credo che il tifoso possa influenzare niente, però io ricordo col Milan che stava firmando Lopetegui ci fu una rivoluzione con i tifosi del Milan, poi non è che andò meglio, teniamo presente anche questo. Ma mia madre, sto parlando con pochi tifosi del Napoli, sono pochi, bene, pochi. pochi ma buoni. Pochi ma buoni, mi fa piacere. Fa piacere. Mamma. Di mamma ce n'è una sola. E anche di allenatori del Napoli ce ne sarà uno solo. Non possiamo fare il tipo che ci prendiamo Klopp per le coppe, Guardiola per il campionato, quelle battute che facevamo. Io voglio sperare che il Napoli sia ambizioso nel continuare a voler rimanere al vertice, e Allegri qualche tempo fa poteva anche significare essere ambiziosi, perché ti dava quella garanzia di stare comunque lì tra i primi. Questo Allegri qua è lo scarto del Milan e dobbiamo essere chiari. Il Milan si è preso lo scarto della Juventus, che nemmeno è andato bene. Se ho ascoltato, insomma, un'analisi molto semplice di Trevisani, che è facile, no? Ridurla. Se poi il risultatismo non ti porta nemmeno il risultato, è finita. Perché se tu ti vuoi fare il pizzico sulla pancia di un gioco che non sarà mai spettacolare, di un gioco sparagnino, di un gioco speculativo, di uno che si mette là, se facciamo un gol la partita è finita, ma almeno ti porta il risultato, e non è paragonabile a quello che fa Conte. Mi dispiace, se qualcuno ha provato a paragonarlo vuol dire che le partite non le hanno viste. Finché tu dici così, vabbè, almeno il risultato. Allora tu dici il Napoli non ha velleità di tornare a essere una squadra anche bella da vedere, ci interessa solo stare tra le prime 4 perché è difficile, e quindi prendi uno che è garanzia di tutto questo. Se questo uno non è più garanzia di tutto questo, perché quest'anno, senza le coppe, in un ambiente come quello di Milano, no? Dove le cose si decidono e vengono raccontate, comunque non è riuscito a entrare nelle prime 4, perché davanti c'è l'Inter, poi c'è il Napoli di Antonio Conte, poi è arrivata la Roma, poi è arrivato il Como che rischia, il Como che si prende delle responsabilità, la Roma con Gasperini, sotto arriva poi il Milan,
E poi anche la Juve, che è un pochino nella confusione totale, disastrata, paga anche la falsa partenza, come lo ha pagato l'Atalanta. L'Atalanta non pagherà una falsa partenza l'anno prossimo. La Lazio non lo so se rientrerà nei ranghi, se la Fiorentina farà un altro campionato mediocre. Bisogna stare attenti, perché il Como si è inserito tra queste squadre che poi ti lottano e possono anche arrivare quarti. Attenzione a voler scegliere un allenatore che magari ti interessa, ti sfizia, ma diventa dura, diventa molto dura se poi non hai dei presupposti. E se c'è una parte dei tifosi che dice a me non interessa vincere, basta che la squadra giochi bene, che mi diverta, la vittoria la metto anche alle spalle. Per me, che ho saputo divertirmi anche nella sofferenza, non era un grande discorso, ma lo capisco perché ho sempre detto, vincere non è l'unica cosa che conta, crescere è l'unica cosa che conta. Con Allegri non cresci, con Allegri gestisci quello che hai e quella zona. Ma Allegri non aveva le coppe, aveva solo una competizione ed è andato malissimo, con una squadra che probabilmente poteva fare qualcosa in più, con un po' più di propositività, con un pochino più di stare sul pezzo, cosa che non è avvenuta, e Allegri si porta dietro anche questa cosa, comincia in un certo modo, mantieni le redini del cavallo, e poi il cavallo si stanca, si scoccia, non vede di poter arrivare avanti a tutto e comincia a trotterellare, non arrivano più nemmeno i risultati. Quindi io non credo che noi possiamo influenzare proprio nulla, però mi sembra anche giusto dire le cose come le vediamo e come le pensiamo. Io di indole sono capace di prendermi un allenatore, non scelgo niente, ma lo posso guardare, analizzare col più grande distacco, come feci con Garcia, che ricordate non mi convinceva, ma che guardandolo non era non era un disastro, non era neanche un'ottima cosa, come fatto con Mazzarri, che ho accolto invece con disappunto, e mi ha confermato il disappunto perché era un tornare indietro di 100 anni. Calzona mi diede quel momento di quasi di ritorno al passato, perché poteva somigliare a quella storia di Sarri, ma comunque in maniera vecchia, in una stagione che era oramai andata. Se arriva Allegri io parto male, parto già male, parto quasi con una convinzione che non possa funzionare, e non voglio essere quello che parte col pregiudizio e si porta poi dietro questo pregiudizio nei giudizi. Cercate di capirmi bene quando vi dico questa cosa, perché guarderò sempre le partite in un certo modo, però non sono convinto, non sono contento, e so che non mi stimolerà a livello comunicativo, non mi stimolerà. So che avremo tutta Italia contro, perché Allegri almeno un pochino di vavassori, si chiamano così, quelli che comunque lo difendono, ce li ha sparsi al nord, qualche amico, ma se poi viene al Napoli neanche quello ci sarà più. Quindi sarà una carneficina, sarebbe, perché io continuo ad essere convinto che questo è un bluff, non può essere, c'è poco da stare. Allegri, Max paura, la paura al Max, perché se ha fallito a Milano, al Napoli non può andare meglio, non c'è proprio connessione. Almeno con Conte si era creata almeno quel friccico di uomo del sud che combatte. Allegri è quello che ti dice che il calcio è semplice, che non dobbiamo capire niente noi, e che la palla deve andare con quello della maglietta uguale a quell'altro e poi devono fare gol. Non è così, lo abbiamo visto, noi che ci piace guardare il calcio un pochino più nel profondo, non è così. Il calcio è complicato, il calcio è uno sport difficile, il calcio è uno sport dove un minimo errore ti punisce, quindi devi creare dei presupposti: uno, per fare meno errori possibili; due, per essere propositivo e per cercare di migliorare in attacco, perché il gol preso è dietro l'angolo e lo abbiamo visto con i difensivisti.
sono un po' preoccupato perché le voci girano, ma continuo a rigettare, così come ero preoccupato per Sarri, che adesso mi sembra acqua nel deserto, l'idea di Sarri. Però lo sapete come funziona, bisogna aspettare ancora un po', probabilmente, e quindi non è una decisione che sapremo nel breve termine, forse ancora 2 o 3 giorni, forse di più. Però sento un po' in giro le voci come le sentite voi, e quindi io resto convinto che questo sia un bluff per farci piacere di più quello che verrà. Dice, almeno non abbiamo preso, avremmo potuto prendere Allegri, invece almeno questo qua vediamo se va bene. Può essere un italiano, può essere un Palladino, può essere un altro allenatore che esce dal cilindro, non lo so, però Allegri no.